Quella dell'addetto all'orlatura è una professione molto manuale e per questo motivo non viene insegnata negli istituti di formazione normalmente, quindi ecco, noi come fondazione che lavora per sostenere le imprese del territorio vogliamo offrire la possibilità di imparare manualmente attraverso appunto un corso di formazione finanziato dalla Regione del Veneto quelle che sono le parti pratiche e tecniche dell'addetto all'orlatura. La nostra fondazione, grazie alla collaborazione con il Politecnico Calzaturiero di Stra, sta organizzando un corso di formazione per addetti all'orlatura, una professione che nel nostro territorio è altamente ricercata. Questo perché la fase di orlatura è uno dei passaggi fondamentali per la realizzazione di scarpe tecniche di altissima qualità. Qui sappiamo che nel nostro territorio vengono prodotti quelli che sono i modelli top di gamma e quindi è necessaria una manualità e un'abilità e delle competenze tecniche che sono estremamente ricercate. Una volta questo lavoro veniva imparato direttamente in azienda. Purtroppo nel passato, gli scorsi decenni, c'è stata una fase di delocalizzazione delle aziende con la produzione. Di conseguenza si sono perse queste professionalità che ora invece sono nuovamente ricercate perché appunto numerose delle nostre aziende ricercano di far rientrare la produzione, appunto. Di conseguenza questa che è come dire, una professione fondamentale appunto nell'iter della creazione fisica della scarpa è altamente ricercata. Attualmente la figura dell'orlatrice, e dico orlatrice non a caso, è prevalentemente femminile, nonostante in passato soprattutto ci sia stata una presenza maschile, ma appunto ora sembra essere predominante la presenza femminile, forse appunto per una questione di manualità e dell'uso della macchina da cucire che un po' tradizionalmente è un lavoro che sembra essere dedicato, come dire, o relegato in alcuni casi alle donne. Molto importante è la presenza di professionisti che hanno acquisito quella che è una tradizione storica appunto della professionalità dell'orlatura. Assolutamente in questo momento vengono assorbite all'interno delle aziende anche persone che sono provenienti da altri background culturali. L'importante è che appunto ci sia una predisposizione all'acquisizione di capacità sia pratiche ma anche nozioni proprio sui materiali, sulle modalità di costruzione della calzatura che possono essere passate da quelli che sono di quello che è lo staff già presente all'interno dell'azienda, quindi in realtà è già presente manovalanza non locale ma diciamo acquisita e assorbita dal nostro territorio, ben venga anzi perché appunto attualmente magari non tutti sono disposti a imparare una professione che è vista o percepita come meramente manuale, quando in realtà non lo è, perché è fondamentale la collaborazione con gli altri dipartimenti, con lo sviluppo, con il montaggio della scarpa, proprio perché la fase di orlatura è fondamentale per una calzatura di alta qualità, per non avere le cuciture che danno fastidio, che sono posizionate in un punto che va a creare attrito con il piede, quindi è assolutamente una professione importante in tutto quello che è l'iter di costruzione della scarpa.